Aveva affisso l'epigrafe del marito deceduto da pochi giorni sul cancello di casa. Forse pensando di approfittare della casa vuota, i ladri si sono introdotti nell'abitazione della pensionata in zona Monteberico, ma la donna venerdì dopo cena si è trovata uno dei due davanti. Pochi istanti di terrore, il faccia a faccia inaspettato, la fuga e l'intervento immediato dei carabinieri. A raccogliere il racconto della signora il consigliere comunale Nicolò Naclerio, referente del comitato della zona. È stata appesa l'epigrafe al cancello del loro condominio. Probabilmente i ladri malviventi hanno osservato l'appartamento, osservato qual era l'appartamento del deceduto e sono andati diretti in questo appartamento, diretti in questa casa, approfittando della signora che sola se li è trovati davanti. Il fatto è successo alle 22 di sera di venerdì sera. I malviventi si sono arrampicati sulle grondaie di casa, hanno sfondato una porta finestra e hanno rovistato in tutta la camera dei signori. Al dolore per il lutto si sono aggiunti paura, spavento e rabbia, il tutto tra l'altro per scappare con della bigiotteria. Una condanna del gesto ancora più ferma che arriva dal mondo delle istituzioni, perché compiuto violando un'abitazione dove l'epigrafe segnalava un lutto e un dolore recenti. E attraverso il comitato che abbiamo creato ancora l'anno scorso sono stato allertato in primis come persona comunque referente. Ho dato aiuto alla signora, abbiamo chiamato i carabinieri. È una cosa vergognosa e inaccettabile che determinate persone approfittino del dolore altrui per comunque guadagnare soldi facili, quindi rubare in queste case, approfittando del dolore delle persone. E intanto il comitato torna ad incalzare l'amministrazione. Già lo scorso anno, a dicembre, a fronte di un'escalation di furti in abitazione proprio nella zona, era stata richiesta l'implementazione dei dispositivi di sicurezza. Noi come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia abbiamo depositato un ordine del giorno che è stato votato all'unanimità in Consiglio Comunale da questa amministrazione in Consiglio Comunale a dicembre, quindi attendiamo che siano implementate la zona che è sprovvista di telecamere di videosorveglianza e di targa system.